Perfetto Friuli Giovani, buonasera. 21 marzo, un mese esatto dalle elezioni regionali. La nostra trasmissione mette un po' al vaglio degli studenti la regione che verrà. Una puntata quindi speciale questa sera per parlare di politica, di amministrazione, per sentire quali sono le idee che verrebbero proprio dal basso, dai giovani, da proporre proprio a chi poi farà parte del prossimo Consiglio regionale. Ovviamente in un momento anche particolare, con una campagna elettorale che sarà fortemente, che è già fortemente condizionata anche da quello, dagli scandali dei rimborsi allegri, dei rimborsi gonfiati, chiamiamoli così, ma che vuole anche concentrarsi su quelli che sono i temi più concreti, i temi del lavoro, delle prospettive per il futuro, della crisi. Insomma, sicuramente ci sarà molto di cui parlare questa sera. 5 dovevano essere i nostri ospiti, perché 5 sono i candidati presidenti, quindi un rappresentante per ogni coalizione o per ogni lista appunto a sostegno degli stessi. Saranno invece 4 perché il Movimento 5 Stelle ovviamente è stato invitato come tutti gli altri gruppi al via appunto in questo confronto elettorale. Per loro scelta interna l'unico portavoce in questo periodo di campagna elettorale è il candidato presidente Galluccio, che purtroppo questa sera non poteva essere con noi, ma comunque insomma ha ricevuto il nostro invito. Non sarà presente però qui con noi questa sera, appunto perché è impegnato in altri suoi impegni di campagna elettorale. Ringrazio invece Cristian Franzil per essere con noi, grazie e buonasera, e faccio subito solamente un passaggio brevissimo perché appunto altra notizia di oggi, quella che vede al momento la lista bloccata, diciamo comunque ricusata, perché ci sarebbe l'assenza di una firma insomma nella documentazione. Ci può dire qualcosa giusto per aggiornare la situazione? Beh, la firma che manca è la mia, quindi posso fare anche da testimone. No, in realtà noi abbiamo presentato le firme necessarie dei sottoscrittori, quindi dei cittadini che sottoscrivono la lista, e questo è certificato. Abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria e manca, diciamo, la firma mia, perché poi tra le 100 che ho firmato, quella non l'abbiamo fatta, praticamente documento di accompagnatorio, di quello che dice ho depositato queste firme qua. E quindi domani siamo a fare anche un confronto con l'ufficio elettorale regionale e poi semmai andremo al TAR e via dicendo, perché in realtà cosa serve questa raccolta di firme? A testimoniare che tu sei un partito che esiste, che non sei una firma finta, non sei una lista che nasce ieri, no, e si improvvisa. E noi la parte sostanziale l'abbiamo fatta tutta, manca una firma e domani ci confronteremo. In una settimana più o meno comunque si saprà insomma quelli che saranno gli Sì, esiti. perché per fortuna il TAR e semmai il Consiglio di Stato si sono già autoconvocati per dire che semmai ci fossero stati ricorsi loro erano già pronti, quindi al massimo martedì c'è il TAR e giovedì il Consiglio di Stato. Perfetto, buonasera, ringrazio per essere con noi anche Elena Lizzi per la Lega Nord, che sostiene Renzo Tondo come candidato presidente. Grazie anche a Daniele Franz per un'altra regione con Bandelli, grazie a Silvana Cremaschi del PD a sostegno di Deborah Serracchiani. Buonasera e grazie. Una battuta però prima di tutto con Jacopo, che rappresenta la consulta provinciale degli studenti, che appunto è parte di l'ispirazione, la parte che fa vivere questa trasmissione. Questa sera ci volevi spiegare anche perché parliamo di questo. Esatto, questo incontro è stato voluto e organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, che io oggi rappresento a nome della mia collega che non è presente purtroppo, Alessandra Marson. Questo incontro è stato voluto appunto per sensibilizzare i giovani alla politica, alla necessità di scegliere, alla responsabilità che hanno loro nella vita, nella vita politica, nella vita sociale di questa regione. Ci aspettiamo delle risposte sincere, concrete sugli argomenti che più ci interessano, ci stanno a cuore, che sono sicuramente istruzione in primo luogo, ma anche il lavoro, che riguarda principalmente il nostro futuro, e appunto speriamo di poter intavolare con voi un dibattito che ci dia delle risposte concrete e sincere. E allora ci aspettiamo tante risposte, ma ci aspettiamo soprattutto, lo dico a tutti, tante domande, perché ovviamente questo sarà il fulcro della nostra trasmissione. Dicevamo, c'è il rischio un po' che questa campagna elettorale sia proprio dominata, mentre mi cade la cartellina, da questo tema scandalo rimborsi, eccetera. Sono stati bloccati adesso per 3 mesi i finanziamenti ai gruppi consigliari, questa è stata la decisione.
decisione poi al governo regionale che verrà, l'incarico poi di decidere come procedere in tal senso. Un tema italiano che è diventato anche regionale. Le sensazioni di Elena Lizzi su questo che è stata l'ultima decisione, basterà? Cosa si deve fare per il futuro e quanto può condizionare anche la percezione della politica da parte dei giovani? Beh, di certo, intanto buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutti i ragazzi, insomma, con i quali in provincia talvolta c'è stata l'occasione di approfondire delle tematiche, insomma, che li interessava direttamente. Certo è un'iniziativa anche molto responsabile quella di intraprendere un dialogo con i candidati, perché naturalmente il governo che arriverà sarà quello che rappresenterà probabilmente anche il vostro percorso da studenti, diciamo, delle scuole superiori a studenti universitari o persone che cercheranno un posto di lavoro, una realizzazione personale. Quindi indubbiamente in questo clima che è anche piuttosto difficile è giusto anche cercare delle risposte. L'argomento è sicuramente pesante e tocca tutti. Quello che io vi posso dire è che la mia esperienza prima di amministratore locale in un comune e poi di amministratore locale in provincia non ha mai avuto contatto, per esempio, con fondi direttamente assegnabili e spendibili dai consiglieri. Quindi io, per come la vedo io, i gruppi consigliari potrebbero avere piccole disponibilità di fondi, lo stretto necessario per quello che è utile per la comunicazione dell'attività politica che si svolge in consiglio, ma naturalmente io tutto il resto dei fondi li lascerei tranquillamente a disponibilità della comunità regionale, che deve affrontare emergenze di diverso livello, dall'istruzione, visto che siamo qua insomma in argomento e con persone direttamente interessate, ai temi della sanità o comunque della conciliazione o del sostegno dei servizi alle famiglie direttamente, all'emergenza lavoro, che è quella che tutti ormai naturalmente riconoscono. Daniele Franz, la questione morale, comunque politica, è importante. Come si pone un'altra regione di fronte a questo scandalo che ha colpito anche la nostra regione? Beh, buonasera, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti ai ragazzi presenti. Un'altra regione innanzitutto ha tirato un sospiro di sollievo, non avevamo dubbi, perché l'unica consigliera regionale uscente, che è Alessia Rosolen, è stata assolutamente, al momento almeno, ma siamo assolutamente certi che questo continuerà, scagionata da qualunque tipo di situazione di questo tipo. Il problema dell'etica in politica è un problema importante, questo non c'è dubbio, e il problema è che poi le cattive azioni di qualcuno fanno confondere l'etica in politica con l'onestà in politica, che è un'altra cosa ancora diversa. C'è adesso un clima di caccia alle streghe, giustificato dal fatto che c'è stata una grandissima superficialità da parte di molti esponenti politici italiani, e purtroppo in regione non c'è stata l'eccezione che tutti noi speravamo ci fosse, e questo rende inevitabile il fatto che le regole siano chiare, non interpretabili. La domanda che si dovrebbe fare è perché si è aspettato l'ultimo consiglio regionale utile per porre queste regole, perché qualcuno malizioso potrebbe pensare forse non l'hanno regolato prima perché a tutti stava bene così. La verità è che in un mondo migliore non servirebbero delle regole per stabilire cosa si può fare col denaro pubblico, cosa non si può fare, ma siccome dobbiamo essere consapevoli che questo non è il migliore dei mondi possibili, queste regole adesso devono essere tali da non permettere più nessun tipo di interpretazione fraudolenta o sincera, ma che allontani l'utilizzo di quei fondi dal motivo per cui erano stati istituiti. La situazione congiunturale di crisi poi ci impone anche una riduzione drastica di quei fondi, perché è abbastanza particolare poter pensare che il consigliere regionale debba far sapere agli altri, a spese degli altri, quello che lui sta facendo, quando magari quegli altri non arrivano a fine del mese perché la situazione è piuttosto pesante. Bisogna sempre tarare le proprie esigenze con i momenti che si stanno vivendo, questo lo deve fare principalmente chi dovrebbe dare l'esempio. Silvana Cremaschi, anche da parte del PD c'è stata l'operazione Liste Pulite, insomma ci presentiamo, vogliamo presentarci immacolati. Questo blocco di 3 mesi come lo vede? Credo che sia una delle prime azioni da fare, cioè credo che l'importante sia ripensare la politica in altro modo. Io qui vedo tanti ragazzi e tanti giovani. Io alla vostra età facevo politica a scuola, facevamo assemblee, ci eravamo conquistati tutte quelle cose che voi adesso avete un pochino ereditato. Per noi sono state veramente delle conquiste sofferte e combattute. E ci sembrava che il mondo era lì davanti a noi e noi avevamo provato a scuola a fare queste cose, eravamo riusciti a ottenere partecipazione, presenza, possibilità di dibattito, eccetera, e quindi poi nella vita di lavoro
altro che se avremmo fatto questo ed altro. E poi invece in questi anni direi che riuscire a partecipare a livello politico, riuscire a essere presenti per come voi avete vissuto nei vostri anni, e noi l'abbiamo vissuto anche negli anni prima, ha rischiato di far sentire la politica come una cosa lontana che non c'entra con la vostra vita, con la nostra vita, non c'entra con quello che dobbiamo scegliere. Bisogna ritornare a un'idea di politica di quel tipo lì. La politica è governare insieme la cosa di tutti. Per cui l'aiuto che noi chiediamo a voi è proprio questo qui, ci vuole un vento nuovo, ci vuole un modo nuovo di vivere la partecipazione. Siamo qui per questo e i ragazzi devono aiutarci su questo. Dovete tenerci d'occhio e controllarci. Ecco, una battuta anche con Franzi, anche entrando poi in questo tema giovani e politica che insomma la coinvolge anche direttamente, l'ha coinvolta anche direttamente. È un pericolo questa questione morale? Secondo lei quanto è avvertita concretamente dai ragazzi? Si concentrano forse invece più su cose più concrete? Beh, insomma, e soprattutto, se posso ampliare la domanda, poi questione morale è assolutamente importante, ma qui si parla di rimborsi, ma in particolare, ma la presentazione diciamo, dei candidati riguarda solo questo o può riguardare un quadro completo del candidato in se stesso? Cioè deve avere dei requisiti, questo mi chiedo, generici? Ma no, io penso nel concreto specifico del tema, intanto rilevo, i nostri 2 consiglieri regionali sono a posto, non hanno ricevuto avvisi di garanzia, non hanno avuto nessuna diciamo così, vicinanza alle cose di cui stiamo discutendo, quindi i nostri, sia adesso che nelle passate legislature, tra l'altro c'ero anch'io, non hanno avuto a che fare. Dopodiché ci sono delle cose che diciamo così, possono essere vicino diciamo così, alle cose lecite da fare, no? Per cui dici un pranzo di lavoro può essere rimborsabile o meno. Ci sono delle cose che nessun regolamento al mondo permetterà di fare, le regole possono essere più o meno chiare, ma sicuramente comprare un treno di gomme, diciamo, no? Cambiare le gomme della macchina piuttosto che comprare il salmone, il pesce per una cena o cose così, nessun regolamento al mondo lo consentirà con soldi pubblici. E quindi quelle cose lì, se fossero verificate come vere, sono da bandire e credo che tutti noi siamo d'accordo su questo, quindi sono fuori dal mondo della politica, fuori dal mondo di chiunque si occupa di cosa pubblica. Io credo per il resto invece che ci sia la necessità che la politica, forse dobbiamo cambiare noi, dobbiamo cambiare i partiti devono cambiare, c'è necessità di un grande cambiamento della politica in senso generale, però la politica ha bisogno di finanziamento, di sostegno pubblico, perché è una cosa che altrimenti viene fatta da chi ha i soldi. Cioè vuol dire, adesso io non dico, il PDL può fare politica senza finanziamenti pubblici, perché c'è qualcuno che lo sostiene. E altri partiti possono fare politica senza finanziamenti pubblici, perché magari hanno, non so, contributi da imprenditori, da lobby, da chi sostiene, no? Come per esempio negli Stati Uniti o in altre parti. Ad esempio le lobby sono, certificate. Ecco, da noi la politica ha un minimo di costo che non è il costo che dicevo prima, è il costo di poter fare un volantino, di poter avere una sede, di poter permettere a tutti di fare la propria iniziativa, di potersi esprimere, di poter avere le proprie idee e dirle pubblicamente, e quello è un costo che deve essere trasparente, certificato, che tutti sanno, che tutti conoscono e che non si può togliere, insomma, secondo me. Per cui, per esempio, è sbagliato togliere i finanziamenti pubblici, secondo me, ai gruppi consigliari. Regolamentarli meglio, insomma, diciamo. In maniera trasparente, pubblica, pulita, e chiaramente non c'è nessun regolamento che permetterà di comprare il salmone. Altre cose si possono fare. Allora, ci sono insomma già 2 visioni, 2 scuole di pensiero sulle quali poi sentiremo anche proprio le opinioni dei ragazzi, insomma, passando poi alle cose appunto concrete, a questo futuro immediato che si immaginano e che vogliono realizzare tra poco. Bene, bene, qualche spunto lo stiamo raccogliendo, allora cominciamo già a sentire qualche osservazione. Francesco, se non sbaglio. Sì, colgo l'occasione perché si è parlato di finanziamenti pubblici ai partiti. Io ad esempio volevo portare la mia opinione perché sono contro il finanziamento pubblico ai partiti, perché sì, credo che sia un modo per garantire la libera espressione e la rappresentazione di tutti, tuttavia
credo che sia anche doveroso che la rappresentazione sia proporzionata, perché con il finanziamento privato, ci sono le lobby, sì, tuttavia un partito che ha più votanti avrà anche una maggior rappresentazione, la cosa è equilibrata, si equilibra da sola. Tuttavia avevo anche una domanda che volevo porre, perché secondo me è un tema attuale, ad esempio, e se ne sta parlando ad esempio per la regione Sicilia, è l'abolizione delle province. In regione, secondo voi cosa si potrebbe fare riguardo ai consorzi, alle province, alla riorganizzazione amministrativa del territorio? Allora, partiamo da Franzi e poi andiamo via a seguire con gli altri, quindi una risposta breve per ciascuno. Ma allora, io faccio parte di un partito che si chiama Rifondazione Comunista, faccio il segretario di quel partito lì e ti invito a pensare quante grandi imprese, quanti imprenditori potrebbero finanziare il mio partito, quanti contributi potrei avere io da parte di privati. Il privato che mi finanzia sono gli iscritti al mio partito che mettono i soldi e con quello facciamo attività. E su quello poi la cosa che dicevi è più o meno già adesso così, poi non è, secondo me sarebbe da migliorare il meccanismo, però comunque uno prende come partito contributi tanto quanti voti prende. Sulle province. Sulle province io non sono d'accordo con l'idea che le province vadano abolite e basta, perché poi ci sono competenze, cioè uno deve guardare un sistema, diciamo così, che funziona, più o meno, perché poi uno può anche contestare, io contesto la provincia di Udine per le scelte politiche che fa, però è dentro un sistema istituzionale. Se tu togli una cosa, puoi ottenere magari dei risparmi, però li puoi ottenere solo se togli il personale, perché le competenze poi vanno redistribuite, diciamo così. Non è che di scuole superiori se non se ne occupa la provincia non se ne occupa più nessuno, non è che se di strade provinciali non se ne occupa la provincia non se ne occupa più nessuno. E quindi io aspetto una cosa che sia una proposta, anzi se volete poi vi racconto anche una proposta di ridisegno delle competenze generali degli enti locali, delle istituzioni della regione. In quel caso si può anche ridiscutere delle province, ma chiudere le province così non serve a niente. Elena Lizzi, che poi la provincia la conosce sicuramente bene, ma mi pare che ci sia una strada però che vuole portare all'abolizione, insomma, delle stesse. No, io sono, diciamo, in questi anni abbiamo avuto l'occasione anche con i ragazzi e con i loro insegnanti, i loro dirigenti scolastici di affrontare proprio le tematiche di area vasta, con tutti i piani di dimensionamento scolastici che sono stati fatti, la creazione degli istituti comprensivi, la relazione con tutti i comuni, la dotazione dell'offerta formativa che è stata rinforzata in città così come nelle scuole decentrate. Allora io chiedo, nel caso specifico per esempio del settore istruzione, se noi togliamo la provincia, come facciamo nei territori a bilanciare l'offerta, no? Rispetto alla città? Chi se ne occupa? O dell'edilizia scolastica? Chi se ne occupa? Può occuparsene forse il comune di Udine, il comune grande, ma nei comuni decentrati quali sono le competenze che sono necessarie per poter affrontare le tematiche così complesse sui lavori pubblici, sul trasporto scolastico, su tutte le aree? Parlo solo naturalmente della relazione in questo caso con l'istruzione. Io non vedo uno scenario immediato di abolizione della provincia, vedo piuttosto un ripensamento della provincia e un riordino senz'altro delle competenze. Poi se si vuole dimagrire, se il problema è la classe politica o chi rappresenta, diciamo, la provincia, è l'elettorato che lo deve decidere. Io sono per una rappresentazione diretta, poi vogliamo ridurre il numero dei consiglieri, il costo dei consiglieri, quella è un'altra tematica. Ma togliere la rappresentatività di un territorio vasto come quello della provincia, che è lungo, insomma, 160 km ed è variamente composto, è qualcosa di molto delicato. Ci sono degli studi che sono stati condotti, uno in particolare per esempio è stato pubblicato, quello dell'Università della Bocconi, che ha documentato che l'abolizione della provincia non comporta risparmi e spese, perché comunque il personale lo devi ricollocare. Se una persona la devi mandare purtroppo o devi concordare
abitare, che deve andare a lavorare a 50-60 km di distanza, ammesso che si trovi anche l'accordo, diciamo, sindacale, queste sono cose che hanno un impatto sicuramente economico su tutto. Quindi va ripensato senz'altro il sistema delle autonomie locali. Scusa, interrompo, che un po' Tondo ha disegnato, però la Lega Nord comunque diciamo ripensare la strada di un po' in 5 anni dell'abolizione delle stesse. Ripensare il sistema delle autonomie potrebbe anche essere, io sono perplessa su questa, è una mia posizione personale perché ho vissuto 5 anni all'interno dell'ente, vedo che cosa viene fatto, sono perplessa sul fatto che i comuni siano in grado in così breve tempo di assorbire le competenze che oggi sono di area vasta. Chiarissimo. Trans? Ma io credo che il problema sia effettivamente quello di riuscire a trovare un sistema nuovo. E la provincia non è il peggiore dei mali possibili, è solo un sistema molto vecchio ormai questo. E bisogna che il prossimo Consiglio regionale, visto che il precedente ci ha tentato a spizzichi e bocconi, non dimentichiamoci che oggi mettiamo sul carro degli imputati la provincia, ma nel 2004 si è fatto un referendum per istituire la provincia della montagna, quindi dobbiamo capire anche che qui ci va avanti spesso per spot elettorali o per scelte abbastanza estemporanee. Bisogna cominciare a consorziare i comuni. È evidente che si aspetti però che 2 comuni piccoli si mettano d'accordo, non lo faranno praticamente mai, è successo di recente Rivignano e Teor. Devi fare delle politiche incisive per rivedere il comparto completo, si potrebbe riscoprire i vecchi mandamenti, allora in questa condizione è evidente che la provincia diventa quasi un ente superato. Tenerla così però è quasi inutile e noi in Friuli abbiamo la possibilità di poter incidere proprio in virtù della nostra autonomia, mentre nel resto d'Italia devono aspettare una revisione costituzionale che ho l'impressione che sia piuttosto lunga, se gli equilibri in Parlamento resteranno questi ancora per un po'. Tema che della specialità della regione, che poi è una cosa importante da affrontare anche perché può essere intesa, insomma, o comunque guardata in diverse sfaccettature, quindi con diversa profondità, anche al di là poi di quello che dica lo statuto o comunque la legge. Come intenderlo da specialità e sulle province, cosa ci dice? Io non sono un amministrativo e non ho un'esperienza diretta su queste cose, per cui vi parlo da un altro punto di vista. Io credo che ognuno di voi si sente di appartenere al suo paese, al posto dove è nato, dove è vissuto. E questo suo paese è il paese dove abita, ma anche in città, è il suo quartiere, la zona che conosce, la scuola che ha frequentato, i posti dove ha vissuto, e questa cosa ci crea un'identità e ci fa sentire delle valli, della montagna, della città, della parte della laguna, eccetera. E questa è una cosa importante, questa identità va conservata e va mantenuta, ed è importante che ognuno di noi senta di essere partecipe e con un'identità forte di questo tipo. Dopodiché abbiamo anche la caratteristica di essere una regione molto piccola, perché siamo 1 milione di abitanti, siamo come un pezzettino di provincia di altre regioni d'Italia, no? E quindi questo può anche permetterci delle sperimentazioni che vedremo poi quali sono. Credo che i principi siano garantire l'identità delle varie popolazioni che stanno all'interno della regione, delle varie caratteristiche, e dare un senso di unità a tutta la regione. Ridurre al più possibile gli sprechi, gli enti che si raddoppiano, le posizioni che vanno moltiplicate, e mantenere però quello che serve per aiutare l'amministrazione. C'era uno spunto che qua è interessante prima della pubblicità, e poi coinvolgerei direttamente poi le 2 donne della situazione, se sei d'accordo in questo caso particolare, poi troviamo il modo di arrivare a tutti. Vai. Dunque, qua ci sono 2 rappresentanti di liste, 2 donne, e volevo chiedere a loro cosa pensano delle cosiddette quote rosa, degli spazi limitati solo ed esclusivamente alla presenza femminile, sia nelle liste elettorali, sia nelle liste dei candidati, sia nelle istituzioni. Cosa pensate a riguardo? Lo ritenete molte donne lo ritengono quasi un insulto alla propria femminilità, alla propria autonomia, altre invece lo ritengono una cosa necessaria e indispensabile. Volevo sapere cosa ne pensate voi e anche cosa ne pensano i candidati, gli uomini. Visto che ci manca pochissima pubblicità, quindi brevissimamente, partiamo da... Parto io? Questa volta vi dico che mi sono molto curiosa di sentire il vostro parere. Io ho firmato per la doppia preferenza di genere, che è diverso dalle quote rosa, ma che dice quando tu voti e metti una preferenza, puoi mettere 2 preferenze a patto che siano di 2 sessi diversi, no? E questo va a protezione sia delle donne che degli uomini, perché potremmo votare solo donne, perché ritengo che sia necessaria la rappresentatività.
Dopodiché non voterei mai una donna perché è donna, voto una donna se dice delle cose intelligenti che condivido. Okay. E spesso tra donne siamo un po' ancora più cattivelle, quindi io credo che in tutta onestà sentiamo le proposte che devono superare degli esami molto forti. Elena Lizzi. Sì, io devo dire la verità, ho sempre guardato con una certa diffidenza questa questione delle quote di genere, poi si chiamano così, in realtà potremmo trovarci anche nella situazione inversa. Prendo atto però che sono state uno strumento per in qualche modo incentivare la partecipazione al femminile. Sono più propensa che bisogna veramente aiutare le donne o le ragazze che magari cominciano ad entrare in un mondo di rappresentatività pubblica a partecipare, a non avere paura. Come assessore provinciale alle pari opportunità mi misuro spesso con gruppi di interesse, gruppi portatrici di interesse e donne che magari sono più timorose il più delle volte perché a casa magari pensano o hanno tutto sotto controllo e pensano che uscire dall'ambito professionale, lavorativo o quello diciamo quotidiano possa diventare una fonte in qualche modo di pericolo. Invece io voglio proprio testimoniare che così non è e come Lega poi se posso, visto che rappresento quella, devo dire che c'è sempre stato grande spazio. Abbiamo avuto insomma esponenti di massimo livello e naturalmente si chiede un impegno forte che devi mettere in campo accettando anche a volte che le cose non vanno. Una donna, non lo so, io non sono una donna, non posso valutare dal punto di vista dell'uomo. Io non credo alle contrapposizioni, questo lo voglio dire perché per me i due generi si completano e conseguentemente devono partecipare con il proprio contributo che rappresentano due punti di vista diversi. Spesso, ma naturalmente le donne che rappresentano il 52% della popolazione devono anche insomma, mettersi in gioco un po', no? Poi sentiamo anche l'opinione maschile tra poco. Eccoci qua, bentrovati, andiamo di gran carriera, quote rosa sì, quote rosa no. Velocissimamente, io all'inizio ero scettico e contrario. Alle donne o alle quote rosa? Invece poi mi sono reso conto che la stratificazione maschilista, ahimè, è talmente presente che se non si trova un inizio da qualche parte avremmo sempre trovato la scusa per rimandare questa cosa e quindi alla fine serviva un atto di forza. E devo dire che il passaggio sta cominciando a funzionare, è stata di oggi la notizia che hanno pubblicato la Giunta del Lazio e per la prima volta la presenza femminile è di gran lunga superiore rispetto a quella maschile, ma io credo che se non ci fosse stata questa prova di forza iniziale, cioè questo obbligo di legge, verosimilmente non ci sarebbe arrivati o comunque non in tempi così brevi. Franzi? Io sono totalmente d'accordo, nel senso che alla fine se uno guarda il Parlamento, se uno guarda il Consiglio regionale, se uno guarda le varie istituzioni, effettivamente c'è una presenza molto minore delle donne rispetto agli uomini in tutte queste assemblee rappresentative e lì un motivo ci sarà se è così, non credo che ci siano meno donne, no, che si candidano, meno donne che sono interessate alla cosa pubblica e quindi io credo che uno strumento come quello diciamo così delle quote rosa, ma può andare bene anche quello che si veniva detto della doppia candidatura, del doppio voto, qualunque strumento va bene, ma ci deve essere qualche regola che un po' forza, diciamo così, no? Che un po' porta verso la parità della presenza dei generi nelle istituzioni, perché poi alla fine se tutto questo non capita naturalmente è anche perché la società che abbiamo intorno è un po' maschile, no? Patriarcale e che limita un po' la presenza. Per cui diamo il via, insomma. Per cui le quote rosa sono un modo per partire, dopodiché spero che a un certo punto avremo le quote azzurre, non so che si superi, che le istituzioni saranno rappresentative della società. Raccogliamo qualche domanda, allora anche di vario genere, vai. Allora, per quanto riguarda l'autonomia regionale, rivolta naturalmente a tutti, è qualcosa che ha ancora un senso oppure, visti i cambiamenti che ci sono stati, va ripensata magari in un modo un po' più moderno? Quindi lo statuto speciale, insomma la specialità della regione. Esatto. C'è qualche altra domanda intanto da raggruppare? O... Faccio subito la seconda, come diminuire i costi della politica? Faccio la terza. Le vostre idee per rilanciare l'economia in questo momento di crisi? Bene, allora, chi parte? Specialità della regione? Partiamo da qua. Parto io? Allora,
L'autonomia della nostra regione ha un senso certamente, non può essere il senso di quando è nata l'autonomia regionale, non può essere il senso di quando sono state immaginate le regioni speciali. Noi abbiamo una cosa positiva, che abbiamo saputo gestire questa autonomia da quando è nata ad oggi in maniera assolutamente, diciamo così, specchiata, no? Quindi questa autonomia è stata un volano di servizi, di sostegno ai cittadini e alle cittadine, e anche, diciamo così, ha permesso, che ne so, di aiutare la ricostruzione, di avere un'università qua a Udine, cioè è stato tutto assieme, diciamo così, non è di gestire bene la sanità, di gestire bene la sanità, che è una cosa non banale, diciamo così. Se vedete cosa capita nelle altre regioni d'Italia, magari qua siamo messi meglio che da altre parti. Io penso che adesso la nostra autonomia si può fondare in ogni caso sulla specificità che è essere una regione di confine, con una presenza di varie comunità all'interno del nostro territorio. C'è la comunità friulanofona, quella slovena, c'è quella germanofona e via dicendo, quindi c'è questa pluralità di lingue e di culture all'interno della nostra regione, che comunque ci fa una cosa specifica e che in altre parti d'Europa basta per giustificare una specificità. C'è la nostra posizione di confine e c'è anche la possibilità, per come è fatta l'Europa, di essere un po' un punto centrale di ricostruzione, diciamo così, con le altre regioni qua intorno, con gli altri luoghi intorno al Friuli Venezia Giulia, di una proposta politica di governo del territorio, sulle infrastrutture e su quant'altro. In tal senso io sono poco d'accordo, ne parlavamo l'altro giorno, con la questione delle macro-regioni, perché le macro-regioni è una cosa un po' diversa da quello che sto dicendo, diciamo così. Allora sentiamo subito anche lo spunto che arrivava qua, perché volevamo aggiungere anche questo carico, così poi mettevamo assieme le due cose e poi riserviamo poi tutta l'economia e il lavoro allo spazio successivo. Sì, appunto per un po' anche per superare il concetto di provincia, o comunque anche per rifondare il concetto appunto della stessa regione e della specialità. Cosa ne pensate riguardo la possibilità di inglobare la regione Friuli Venezia Giulia all'interno di altri territori, non solo italiani, quindi quello della macroregione per l'appunto? È diverso, poi lascio la parola ad altri. Una cosa è, no, macro-regione, io intendevo la proposta di fare una grande regione, insomma un grande accordo tra le regioni del nord Italia, no? Sì. Quindi dell'arco alpino, diciamo così. Altra cosa sono le euroregioni. Di cui si sta parlando adesso, sì, nell'attualità, esatto. Insomma. Ok, chiarissimo. Beh, io naturalmente sulla specialità ho un'idea di assoluta difesa e tutela, e anzi di un rafforzamento della stessa, perché se noi non avessimo questa specialità ad oggi avremmo il 35% di trasferimenti anziché il 65% teorico, garantito da uno statuto che ha il valore di legge costituzionale. Quindi noi dovremmo scordarci molto probabilmente il livello dei servizi che oggi attualmente abbiamo, e non dimentichiamo che rispetto ad altre regioni noi siamo una regione proprio piccola, così come ha detto la collega Cremaschi, e che proprio per questo motivo, per come è composta, avremo tantissime sofferenze, perché i servizi sono distribuiti su un territorio che è molto parcellizzato. Quindi io sono, oltre che per le ragioni storiche, per identitarie, di confine, la situazione orografica eccetera, anche per un discorso diciamo, di resa dei servizi a una popolazione distribuita sul territorio e anche con una età media avanzata. Questo si lega naturalmente alla questione dell'economia. Presidente Tondo, che si candida al rinnovo del Consiglio regionale, quindi a guidare di nuovo la regione, segnala una via, dice meno burocrazia e uso la leva fiscale, che è un ragionamento assolutamente condivisibile, almeno io lo condivido, lo sostengo, e si sposa benissimo con l'idea di lavorare insieme con le altre regioni del nord Italia per poter avere anche delle relazioni, un peso, diciamo, politico naturalmente più forte nei confronti del governo centrale italiano, che negli ultimi anni naturalmente ha dovuto e ha anche accelerato sui tagli nei trasferimenti, ma per avere anche un peso politico nei confronti dell'Europa, che deve guardare a questo territorio del nord Italia come un territorio omogeneo che ha una serie di caratteristiche comuni e che deve essere un interlocutore comune. Questo non vuol dire dividersi, significa pesare politicamente e portare ricchezza sul territorio, ma anche a favore di tutto il resto del territorio, perché se si ferma al nord è finita. Farebbe bene al Friuli una situazione di questo genere, secondo Franz? No, secondo me no. Cominciamo con le risposte. L'autonomia è una grande opportunità.
Ogni volta che io sento parlare di potenziamento dell'autonomia mi viene in mente il fatto muscolare, che tu per potenziare un muscolo lo devi esercitare. Il vero problema è che ho l'impressione che in questi anni noi abbiamo esercitato molto poco questa possibilità dell'autonomia. Certo, abbiamo avuto maggiori conferimenti dallo Stato e questo ci ha fatto comodo, ma l'autonomia non è solamente avere dei conferimenti in più dallo Stato. Tutte le altre competenze, più o meno, dal riordino degli enti locali, ai rapporti possibili con le regioni d'Europa, a avere un peso specifico particolare, piano energetico, cioè tutte cose che attenevano la competenza primaria in agricoltura, tutte cose sono state esercitate a spizzichi e bocconi, no? il più delle volte molto annunciate e molto poco realizzate. Tu pensa che c'è ancora qui in Friuli Venezia Giulia una finanziaria regionale, cioè partecipata al 77% da Friulia, che è la finanziaria principe della regione, si chiama Finest. E di questi tempi, 20 giorni fa, l'assessore Deanna, accompagnato dall'ambasciatore bielorusso, ha annunciato che coi fondi nostri della regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti 90 bandi per investimenti di friulani in Bielorussia. Io non ho nulla, vi giuro, contro la Bielorussia, ma credo che forse si potrebbe iniziare a invertire il senso della spirale e favorire chi dall'estero viene a investire in Friuli Venezia Giulia, perché mi immagino che quando sarà chiusa l'ultima fabbrica in Friuli Venezia Giulia noi avremo fatto costruire un capannone nuovo all'imprenditore che va con i soldi nostri e in più pagheremo anche la cassa integrazione ai suoi ex dipendenti. Quindi l'esercizio dell'autonomia diventa fondamentale e io ho l'impressione, la leva fiscale, benissimo, cioè è prevista l'autonomia, domanda vera è da 100.000 euro, perché non è stata fatta finora? Beh, perché il governo regionale in questi 5 anni ha battuto il debito pubblico del 50%, tanto per specificare. Ho chiesto che non sia fatta questa cosa qui. Insomma, se riduci il debito non puoi anche fare la leva fiscale, sarà tema del prossimo quinquennio, no? Mi sembra. Vabbè, comunque non è stato un errore questo di ridurre il debito. Polemizzo, però ho fatto una domanda, faccio una risposta. Perché? Perché in una situazione di crisi mi chiedeva cosa si fa per fare, una delle domande era cosa si fa per incentivare il lavoro, per creare economia. Allora io penso, la prima cosa è rivedere il patto di stabilità. Io non so se sapete cos'è il patto di stabilità. Sarebbe bello spiegarlo un po' in parole semplici, ecco, perché era una la seconda cosa è investimento pubblico. Allora, siccome la nostra regione non è, diciamo così, indebitata tanto da essere in difficoltà, gli investimenti che sono stati fatti per ridurre il debito, quindi i soldi che sono stati messi per ridurre il debito, quello che ci ha portato via Tremonti, perché un po' di soldi nostri sono andati via da qua, no? Alla faccia della nostra autonomia, hanno ridotto la capacità della regione di regolare, diciamo così, di investire proprio in sviluppo, di regolare un po' l'economia verso la ripresa e verso la possibilità di occupazione. Cremaschi, poi sull'autonomia prima l'avevo coinvolta, però la vedevo su questo. Partiamo dall'economia, perché di fatto i temi sono collegati tra di loro. Infatti. Sempre rivolgendomi a voi, perché poi io vorrei anche un po' di risposte da voi. Che sviluppo vogliamo, che Friuli vogliamo davanti a noi? Cioè è vostro il Friuli che poi stiamo costruendo adesso, no? Per cui lo dobbiamo costruire insieme, ma ce l'avete imprestato e noi dobbiamo restituirvelo più intero possibile. Allora, sicuramente va rilanciata l'economia e su questo ci sono tutta una serie di temi su cui bisogna in parte chiedere ai tecnici, che però riguardano il costo dell'energia, riguardano quanto vogliamo investire qui sul nostro territorio, ma che riguardano anche il rimettere in movimento un trasporto su treno e su rotaia che ci rimetta al centro dell'Europa e non ci faccia essere che per arrivare a Udine ci vogliono 7 ore da Milano e 3 ore da Venezia, forse si ferma anche il treno, che forse tutto il trasporto merci può essere messo su treno o su nave, visto che abbiamo anche un porto e queste cose potrebbero funzionare. Forse possiamo pensare ad utilizzo di energie pulite, possiamo pensare di darvi un mondo un tantino più pulito di come l'avete trovato quando siete arrivati, e possiamo però nello stesso tempo pensare a investimenti, quindi appunto a utilizzare i fondi proprio perché qui partano nuove energie, perché le teste e le intelligenze che ci sono non siano costrette ad emigrare, ad andare all'estero per andare a trovare un lavoro più facile, una casa che si trova, un affitto che si riesce a pagare, mentre qui non si riesce a farlo. Andiamo in pubblicità e poi svilupperemo ampiamente questo tema concreto in senso stretto tra poco.
No, voglio dire, quando ho chiamato la Spagna... Eccoci qua, ben trovati, le quote rosa hanno avuto effetto, sono rimaste solo donne sedute, ma non preoccupatevi, verrà ristabilito l'ordine quanto prima, poi verranno anche bacchettati, ecco appunto l'immagine rappresentativa, abbiamo vinto. Economia però, diversi spunti, allora sentiamo le domande. Sì, appunto di economia volevo chiedervi cosa ne pensate del welfare state attuale e quali modifiche vorreste apportare. Aggiungiamo ancora? Cosa si pensa di fare per l'occupazione giovanile, visto che adesso c'è molta disoccupazione giovanile? C'è qualcos'altro sull'economia? Sì, la liberalizzazione della cultura, cioè in un paese che va sempre verso il terziario, dove la cultura rappresenta anche una grande fonte di guadagno per noi, è giusto continuare a statalizzare e basta anche la cultura, o possiamo innovare privatizzandola, anche dando delle partecipazioni da parte dei privati che magari possono anche rinnovarla e anche, non so, migliorarla, si potrebbe dire. Avevi da aggiungere ancora? E cosa ne pensate riguardo alla possibilità, se c'è ovviamente, di azzerare, di rimodulare l'IMU e dopo anche, soprattutto per quanto riguarda il natalizio ovviamente, la possibilità di ridurre l'IRPEF e allo stesso tempo l'IRAP, quindi in qualche modo le tasse? Ecco, e poi non so se poi chiamiamo Franzi anche a spiegarci poi la questione del patto di stabilità, anzi sarà la sua punizione per essere arrivato tardi in questo, assieme a Franz, i due bacchettati piano, non passatevi davanti alla telecamera, fermi lì, perfetto. Allora, inizierei dalle questioni occupazione giovanile, welfare, eccetera. Partiamo con Cremaschi, vi chiedo di essere brevissimi, altrimenti non avremo tempo, so che sono temi importanti, ma non riusciremo a trattare poi il tutto in questa parte che ci rimane di trasmissione. Via. Beh, sono temi molto grandi e sono molto interessanti. Allora, l'Italia tutto sommato ha un sistema di welfare per alcuni versi buono rispetto ad altri paesi. Visto che la domanda era fatta da una ragazza, non so se sapete che in America l'aspettativa di maternità non c'è, non è pagata, che la mutua non è pagata, cioè che alcuni stati hanno un sistema sanitario che non ci concede tutto quello che il nostro sistema sanitario ci sta dando. Per cui credo che dobbiamo essere relativamente contenti anche di quello che abbiamo dal punto di vista del welfare. Certo che un welfare partecipato ed accogliente che permette ai cittadini di essere più presenti, che garantisce di più le fasce più deboli, che permette a chi è nato in Italia per esempio di essere italiana. Voi sapete che i vostri coetanei, ragazzi della vostra età che sono nati in Italia non sono italiani se i loro genitori non sono italiani? Ci sono tutta una serie di domande e di questioni sullo star bene e sull'aiutare la popolazione a stare bene tutta che sono ancora aperte, però tutto sommato credo che possiamo andare avanti e che le basi che abbiamo sono nella direzione che ci piace. Rispetto al lavoro, un'altra questione che mi interessa moltissimo e mi piace molto è che è quella del dire, buono, io finisco la scuola e finita la scuola sono in grado poi dal punto di vista professionale di capire che cosa so fare. La scuola che io ho fatto mi dà delle capacità di capire cosa io so fare, mi dà delle competenze spendibili sul mercato, e questo credo che sia un tema su cui è molto interessante sentire voi. E da un lato la scuola deve dare cultura, per cui mi deve dare degli aspetti di approfondimento che non necessariamente userò sul mercato, e da questo punto di vista la scuola italiana è buona. E la Regione quanto può intervenire su questo? Cioè concretamente per l'occupazione giovanile in Regione cosa si può fare passando anche attraverso la scuola? Attraverso la scuola. Beh, per esempio c'è tutto il tema delle scuole professionali e di quanto rendere anche produttive e professionalizzanti i corsi che possono portare al lavoro, che è un tema su cui si può in qualche modo intervenire. E rispetto all'occupazione, al lavoro giovanile, siamo in un momento di crisi, è un momento difficilissimo per pensarlo, però io credo che ci sono esperienze anche in altri stati di aiuti, di prestiti d'onore, di aiuti a costruire reti di giovani che si mettono insieme e che hanno un affitto agevolato, hanno la possibilità di iniziare a lavorare per tot anni, poi lasceranno il campo ad altri più giovani dei loro. Chiarissimo. Elena Lizzi. Beh, direi che occupazione giovanile, restiamo su questi due. Sì, naturalmente credo che il lavoro e il lavoro giovanile siano l'emergenza. Io, pensando anche alla domanda sul welfare, io sono per un paese in cui le donne e anche gli uomini, ma naturalmente le donne perché hanno un coinvolgimento diretto, possano pensare di farsi la famiglia senza dover
perdere il posto di lavoro, possono avere degli incentivi o dei sostegni come succede nei paesi del nord Europa, dove si tiene alla famiglia, dove si sostiene la famiglia. E sono anche per un paese in cui una persona, sia essa uomo o donna, dopo aver lavorato per 40 anni, possa scegliere di ritirarsi, no? Non Scusi, essere dettaglio costretti. anche per lei, poi anche per far capire a loro effettivamente quanto poi le competenze della Regione possono intervenire in questo senso, quindi eventualmente diciamo cosa che si potrebbe la Regione fare. ha avviato per esempio un sistema di diciamo, welfare regionale, chiaramente è agli albori e dovrà essere incentivato, attivato, guidato ed è un tentativo di dare proprio un'autonomia specifica anche ai lavoratori di questa regione per poter un giorno avere un'integrazione al reddito quando sarà il momento del ritiro dalla vita professionale, o comunque diciamo un sistema di sostegno anche alle famiglie che hanno bisogno in questa fase specifica di poter sostenere anche quelle che sono insomma, le necessità comuni di tutte le famiglie che si devono scontrare con tutte, io ho sentito tante domande, dovremmo parlare per un'ora per dare le risposte sulla questione dell'IMU, no? Io sono veramente per cercare di alleggerire, perché adesso sono le aziende che lamentano di rischiare di morire per eccesso di burocrazia, per le tasse, per il lavoro che manca, per il fatto che c'è un sistema disordinato finanziario che naturalmente non ci permette sempre di reggere la concorrenza globale nel mondo, no? Ma anche le famiglie oggi cominciano a soffrire di queste cose perché ci vuole praticamente un avvocato in ogni famiglia per potersi difendere da tutta la burocrazia che incombe. Naturalmente io penso che il lavoro dei giovani e la prospettiva per il loro futuro sia la priorità. Quale possa essere il percorso credo che dipenda dalle competenze legislative che può avere la Regione, quindi capire se si può legiferare in termini di contratti di inserimento a livello regionale piuttosto che spingere come in alcuni paesi, ma anche qui vicino in Carinzia, dove per esempio il settore scolastico, cioè il settore dell'istruzione è una porta per entrare nel mondo del lavoro. E qui però ci scontriamo con tutta una serie di realtà legislative con le quali non Però possiamo... per esempio incentivare certi settori economici perché poi Assolutamente, l'occupazione lasciarli giovanile vivere, è l'occupazione aiutarli generale, a vivere, insomma, perché diciamo, credo che gli imprenditori non bramino altro che continuare il proprio lavoro e poter anche condividere il pacchetto del lavoro con le famiglie di questa regione. E allora allarghiamo occupazione giovanile, occupazione in genere, come si interviene e che tipo di welfare può attuare la regione con le sue competenze per Franzil? Beh, diciamo che la Regione come competenze ne ha tante e poi le competenze sono sempre legate ai soldi che uno può spendere, perché poi la competenza, diciamo così, le cose che uno può fare sono sempre legate a quanto uno può poi investire per fare queste cose. E io credo che la Regione, diciamo così, sia un ente che ha un bilancio tale che, diciamo così, può permettersi, al di là della spending review, delle crisi, delle difficoltà, di fare degli investimenti abbastanza significativi nelle varie materie come questa. E io penso nello specifico ci sia appunto una questione di formazione. La Regione è ente titolare, diciamo così, la Regione FVG ha la titolarità propria sulla formazione. Su questo si spendono tantissimi soldi, non sempre sono spesi in maniera, secondo me, ma non per colpa di nessuno, ma non sempre sono spesi in maniera indirizzata alla ricerca del lavoro. Se uno va a vedere i corsi di formazione che trova, insomma, post diploma o sostitutivi, no? Non sempre tutto è incentrato per arrivare a trovare lavoro. Io penso poi ci sia, quindi questo è il grande tema su cui discutere e anche di andare a vedere, diciamo così, come funzionano gli enti di formazione e cosa può fare la Regione come coordinamento e indirizzo rispetto a questi enti, che sono appunto molto importanti e molto grandi. La seconda cosa è politiche attive del lavoro. Su questo ci sono stati degli esempi, io faccio anche l'amministratore di un comune, per esempio, e noi abbiamo avuto una serie di progettualità che sono state condivise, per esempio, dall'ente locale di cui faccio parte, dalla regione, quindi dal Ministero. Sì, che sono stati, guardi, progetti su tirocini di qualità nelle aziende, tirocini di qualità nelle aziende,
la possibilità di far girare i nostri studenti, i nostri ragazzi in giro per l'Europa e quindi di fare dei corsi che non siano solo, diciamo, oltre che l'Erasmus, oltre a queste forme più conosciute, diciamo così, di mobilità studentesca e giovanile, anche delle forme che siano di mobilità per il lavoro. E abbiamo fatto con l'università dei progetti, ne siamo riusciti a mandare in giro un bel po' di ragazzi di Udine, insomma, a provare a imparare dei lavori. Formazione, insomma, e poi con una Sì, chiave poi, europea. Per esempio, insomma, per dire una cosa che ha fatto la Regione, abbiamo vinto un bando sulla formazione per quanto riguarda i cosiddetti antichi mestieri, quindi in un momento di crisi come questo, per esempio, ci sono delle forme che non sono proprio di alta formazione, che però sono molto pratici e che funzionano, perché poi il fatto che ci sia una crisi fa sì che magari, che ne so, uno non cambia ogni mese la macchina, ogni anno la macchina, uno non cambia ogni 15 giorni i propri vestiti, no? E quindi la questione anche del riparare ecco, è una cosa importante. Abbiamo vinto un bando per un centinaio di migliaia di euro con la Camera di Commercio a Udine per fare, finanziato dalla Regione, per fare questa formazione su i cosiddetti antichi mestieri, che poi magari può essere anche l'elettricista. Devo interrompere perché dobbiamo andare assolutamente pubblicità, poi ci troviamo per l'ultima parte, sentiremo anche Franz sul tema e ulteriori spunti dai ragazzi. A tra poco. Eccoci qua, ben trovati, occupazione giovanile, che panorama abbiamo davanti in Regione, cosa si può fare di più? Purtroppo in quest'ambito non ci sono bacchette magiche. Quindi la parola di riferimento è legata alle competenze regionali in tal senso, quindi formazione, quindi prestiti d'onore. Però ci possono essere delle leve trasversali, cioè, assolutamente sì, che ci ma ci sono anche tutta una serie di strumenti giuridici che possono essere utilizzati, si possono fare contratti particolari, ma la cosa importante è una politica attenta degli investimenti. Se posso aggiungere una cosa sul welfare regionale, non c'è solamente il problema occupazionale giovanile. Una grossa piaga che noi ci dovremmo affrontare saranno le persone di mezza età che perdono il lavoro e che avranno bisogno per riallocarsi di avere una formazione specifica, anche perché questi casi poi alla fine depauperi tutta la famiglia, se i padri di famiglia perdono il lavoro o le madri di famiglia ovviamente, e quindi qui è necessaria una intensissima attività di riforma del welfare regionale. Certo, non parliamo di problemi facilmente risolvibili, insomma, però ci si deve provare. E le parole d'ordine sono formazione, prestiti, finanziamenti e soprattutto la capacità di dare anche degli esempi, cercando di indirizzare nei limiti ovviamente del possibile le varie scelte. Allora, visto che il tempo non ci sarà poi tantissimo, vi concentratevi magari su quelli che sono stati un po' gli spunti, così ne lasciamo uno a testa: liberalizzazione della cultura era rimasta, e poi aggiungiamo un'altra domanda qua con Jacopo. Allora, dunque, sulla competitività dell'istruzione della nostra regione a livello europeo. Noi facciamo parte di una macro regione, di un territorio che ha dei legami con altri paesi europei, penso alla Slovenia, penso alla Carinzia. Come può l'istruzione regionale essere competitiva? Come può competere appunto con queste regioni? Come può competere con tutta l'Europa? Io penso ad esempio alle cose che si potrebbero fare a livello regionale per modernizzare le nostre scuole. La Consulta ad esempio porta avanti un progetto che si chiama Aule 2.0, cioè le aule tecnologiche, e tante altre sono le cose che si potrebbero fare a tal proposito, cioè portare la scuola italiana, anche la scuola ovviamente regionale, a un livello tecnologico, a un livello di modernità che ci renda più facile la competitività con le altre scuole europee. Cosa pensate che si possa fare? E quindi stiamo sull'istruzione, allora io prendo appunti, intanto poi le assegniamo. Prendo spunto giusto dal programma del Movimento 5 Stelle, volevo giusto chiedere, allora loro fanno, quindi sul punto trasparenza, dicono vendita delle quote nelle società partecipate non strategiche e vendita dei beni demaniali. E voi siete d'accordo su questi punti per, non so, ridurre il debito, per in qualche modo avere dei soldi per ridurre o quantomeno rimodulare questi soldi per diminuire altre tasse? Qua dietro e poi andiamo a rispondere. In ambito di
politiche giovanili, cosa pensate, cosa proponete di fare riguardo anche a tematiche come le stragi del sabato sera o comunque l'informazione per temi come la sessualità nei giovani? Allora, liberalizzazione cultura, è rimasta quella un po' dietro, chi vuole rispondere? Giusto o non giusto, può dare un contributo all'economia? Per l'esperienza che ho fatto in questi 5 anni e per la possibilità che ho avuto di vedere il territorio, di censire sul territorio diverse realtà, quindi diverse proposte, diversi aspetti del patrimonio culturale che abbiamo a disposizione, credo che si potrebbe affrontare con senso di responsabilità anche la possibilità di far fruttare anche con iniziativa privata questo patrimonio che abbiamo. Naturalmente dobbiamo inserire un progetto di questo tipo in un ambito più vasto, che è quello di dire perché un'azienda privata dovrebbe investire, perché dovrebbe poter anche diciamo, detrarre i costi di contribuzione rispetto a delle iniziative specifiche, come dovrebbe potersi garantire anche di essere inserita in un circuito turistico che non sia solo il bacino regionale naturalmente, ma che veda un bacino un pochino più ampio. È tutto legato anche rispetto alle richieste, alle domande che faceva lui, no? E torniamo sul discorso della macro regione. Allora, se noi abbiamo per esempio le aule 2.0, noi questi giorni in provincia, pur avendo i fondi a disposizione, abbiamo dovuto fare i conti con la finanziaria nazionale che ci dice che non possiamo spendere più del 20% della media degli acquisti che abbiamo fatto nel 2010-2011. Allora, siamo al paradosso se noi continuiamo a doverci riferire come piccola entità anche speciale rispetto alla nazione, che è vincolata da disordini di carattere finanziario che sono imputabili ad altre regioni. Questo è il motivo per cui si dice facciamo massa critica con le altre regioni virtuose, per cercare di fare un blocco politico che aiuti anche le altre regioni che magari hanno più difficoltà a diventare virtuosi tanto quanto magari lo siamo state noi, con tutti i nostri difetti, perché ne abbiamo tantissimi. Sono tanti argomenti Cremaschi. Partiamo sempre dalla scuola. La scuola friulana è una scuola buona. Mi pare che la preparazione dei ragazzi friulani rispetto alla media italiana sia una preparazione buona. Ovviamente va molto migliorata comunque, va resa competitiva anche all'estero, in modo che voi possiate partire per qualunque paese dell'Europa in piena tranquillità. E questo è sicuramente un impegno importante. E rispetto poi anche alla formazione post scuola superiore all'università, io credo che si possano unire delle sinergie tra l'università, tra Trieste e Udine, si possono inventare delle soluzioni per avere una università buona, ubicata su diversi territori, raggiungibile, però anche su questo ne parlavo recentemente con ragazzi giovani, amici dei miei figli, che dicevano: ma è possibile che se io abito nelle Valli del Natisone io non riesca ad andare a Trieste all'università? Devo avere l'università sotto casa, perché sennò devo comunque prendere un appartamento in affitto, devo comunque farlo pagare a papà e mamma, devo fare il bamboccione e poi mi prendete anche in giro, no? Quindi pensiamo a delle soluzioni che ci permettano di girare questa regione che è piccola, considerandola un po' tutta casa nostra e muovendoci un po' da tutte le parti. Ultima cosa velocissima, perché i giovani, sabato sera, la sessualità sono i temi su cui ho lavorato fino adesso, per cui credo che sia molto importante questo tipo di intervento e di attenzione che appunto che avete posto adesso. Sicuramente anche lì va fatta formazione, va fatta preparazione, però io vi chiedo, i giovani di oggi che tipo di futuro vedono, che cosa vedono rispetto a se stessi? Cioè, devo disfarmi di alcol tutti i sabati sera o qualche alternativa? Potete mettere in piedi dei modi di divertirsi più vicini a casa, più divertenti, in cui non siete tutti sfasciati alla fine? Benissimo che uno a turno non beve per portare gli altri a casa, ma forse si può bere tutti con moderazione in modo che nessuno si sfasci quando torna. E la stessa cosa rispetto alla sessualità, cioè ci sono i consultori che andranno rinforzati e i ragazzi e le ragazze devono poter arrivare in modo molto vicino a parlare con qualcuno di tutti questi aspetti. E bisogna anche però appunto pensare in termini di educazione e di formazione su queste cose. Voltando pagina, venite a Benidemania alle società non partecipate, non so se Franzi voleva per esempio rispondere a quello che aveva chiesto. Intanto io vi invito, a parte che noi siamo qua, ognuno di noi singolarmente, a dire le proprie idee, a guardare un po' anche i programmi dei nostri partiti, perché poi alla fine ognuno di noi è candidato in una lista e allora è chiaro che è più semplice
per noi singolarmente messi qui dire la nostra opinione, però ognuno di noi, io sono nella lista che si chiama sinistra, altri sono nella lista che si chiama PD, altri la quadro, destra, insomma, ecco, quindi certo. guardate un po' cosa ci sta dietro, perché poi, no, lo dico perché ci sono state delle proposte di legge, qualcuno le ha votate a favore, qualcuno le ha votate contro, se non mi dice sinergie tra università, mi scusi, però ci sono state proposte di legge per fare sinergie tra le 2 università regionali che non sono state approvate da alcuni partiti. Per questo dico, guardate i programmi, al di là di quello che vi diciamo noi, che è la nostra idea, ma noi siamo in un contesto. 2, i beni demaniali. Io ho sulla questione che veniva posta sul programma dei grillini, quindi sulla vendita di partecipate, eccetera. Ecco, allora, intanto i beni demaniali bisogna vedere quali sono. Io non so se avete idea di quali sono i beni demaniali che potrebbero essere messi in vendita. Chi voi è di Udine, per dire, perché conosco, così facciamo un esempio concreto. Per esempio è la caserma Osoppo, no? In via Cividale, che era del demanio trasferita al comune di Udine. Chi la compra? Cioè noi possiamo metterla in vendita, ma la questione è chi la compra, chi compra quei beni lì? Cioè qual è il privato che va a comprare quella cosa lì per farne qualunque cosa Ecco, quindi io non metterei grande enfasi su questa cosa qua, perché i beni demaniali che possono essere venduti, una parte sono oggettivamente invendibili se non per progettualità che siano inerenti alla comunità, cioè voglio dire, o gli enti locali ci si mettono dentro o nessuno li compra. L'altra parte di beni demaniali che potrebbero essere venduti, io non sono d'accordo che vengano venduti. Esempio, le spiagge. È un bene demaniale che può essere messo sul mercato. Alcuni governi hanno cercato di metterli sul mercato. Gli spazi, per esempio, delle spiagge, che invece per adesso, per esempio, hanno tutta la garanzia che chiunque di noi possa andarci. Devo obbligare alla brevità ancora di nuovo perché dobbiamo chiudere assolutamente, quindi erano stati, per concludere velocissimamente. E sulle partecipate uguale, ditemi quali sono le partecipate regionali di cui dobbiamo disfarci, perché se uno è Friulia io non sono d'accordo, se uno è Autovie io non sono d'accordo, ditemi voi. Ecco, un tema immenso veramente che in Franz... sintesi, sempre su questa, conciso. Quando una famiglia è in difficoltà, spesso è costretta a ricorrere alla vendita dei gioielli di famiglia. In realtà lo può fare una volta sola e se incide sul deficit storico di quella famiglia non migliora di molto la sua condizione. Che via ha quella famiglia? Cercare di diminuire al massimo le spese e cercare di ottimizzare le spese in maniera produttiva. Tendenzialmente quando si arriva ad andare al Monte di Pietà per vendere i propri gioielli di famiglia non risolvi comunque i tuoi problemi e alla fine sarai ancora più povero anziché aver sanato. Mi rendo conto che sono slogan molto affascinanti, ma oltre alla difficoltà di cui parlava Franzi c'è proprio il fatto che non ci conviene, anche perché poi sta a dimostrare che molte delle privatizzazioni fatte in passato sono state veramente privatizzazioni disastrose e che forse bisognerebbe anche pensare di tornare indietro, penso alla gestione delle acque, penso ai servizi primari. Quindi è una cosa da affrontare con molta cautela. Visto che abbiamo lanciato tanti temi, chissà, magari la butto lì Jacopo che rappresenta la consulta, magari faremo un altro appuntamento e raccoglieremo ancora altri spunti per trattarli. Siamo in chiusura davvero, quindi grazie a Cristian Franzi, a Elena Lizzi, grazie a Daniele Franzi e a Silvana Cremaschi per essere stati disponibili a partecipare. Abbiamo citato tramite questa domanda il Movimento 5 Stelle che era stato anche invitato, lo ricordo, in chiusura di trasmissione a partecipare, poteva farlo per regole loro che si sono dati solamente con il Presidente che era impegnato in un altro appuntamento. Grazie a voi per averci seguito, ringrazio anche il professor Moro e il professor Babbo che sono stati qui come due angeli custodi. Buonanotte, al prossimo giovedì. Bene.